attualmente? Sì, signor, sono io, ditemi. Piacere, signore, le spiego. La chiamavo in merito delle offerte che abbiamo lanciato ultimamente per tutti i nostri ex clienti. Praticamente abbiamo un'offerta che è più conveniente per tutti. Si chiama Internet senza limiti. Allora, signore, usate internet su questo numero? Sì, internet lo usano i figli miei, perché sinceramente, signori, già la vita non capisco proprio niente di sta roba. Stanno sempre azzeccati con la capo in tasto computer. Anzi, la verità è che nel supporto nuovo, allora il computer gli sta sta coppa bassa a tutto quanto, comunque lo usiamo. Comunque utilizzate su questo numero internet. Sì, lo usiamo, va gitta, i figli mi stanno una la capo schiattata in tacchi il computer. Va bene, attualmente con quale operatore di telefonia si trovate? Ma mi fate una domanda troppo complicata, non saprei rispondere di queste cose qua, se ne occupa mio marito. Con la Vodafone, quindi Infostrada. Non so, signori, vi dico la verità, io sento parlare fra di loro, a tariffe. Allora un attimo, io devo parlare con il titolare, si trova a casa? Sì, sono io, però sinceramente io firmo solamente, non lo so che operatore siamo, perché se per loro io non ne capisco niente. Va bene, chi è la persona che paga le bollette? Pago io le bollette, e chi è Paolo, signore? Che le figlie mi fanno usare la sicura la mattina alla sera. Un attimo signore, quanto paga al mese? Allora, aspettate, dunque, a bolletta del telefono, ultimamente, mi pare una cinquantina di euro, signora Bella. Scusi? 50 euro! Più o meno, più di 30 euro o meno di 30 euro? E vi ho detto 50 euro, signorina! Sì, signore! Sì, al mese o al trimestre? No, a bimestre 50 euro, ogni bolletta 50 euro. Ne sa che ti lebbi valore internet, come? Con Infostrada? Mi pare che sì, mi pare che si chiama Infostrada, mi pare che sta scritta così in coppa a bolletta. Signore, se Dica. è interessato, noi per 25,90 al mese, IVA, tasse compreso, le diamo internet senza limiti. Con questa offerta avrà internet illimitato con la massima qualità 24 ore su 24. Chiamate illimitate verso tutti i fissi, c'è un piccolo scatto iniziale, la durata non si paga, incluso avrà anche 60 minuti verso l'estero. Tutto qua, 25,90 per sempre, IVA, tasse compreso. Verso l'estero mi interessano le chiamate, tengo così America, signora Bella, all'estero quanto mi costa? Avrà un'ora verso l'estero al mese. Un'ora ogni mese posso chiamare, gratis. Gratis. Mi piace allora, tengo così America, lo scurnacchiato, tanta gente te non zia America che sarà l'eredità, sto scurnacchiato, ma non mi mai manca un euro, mancano un cazzo di dollari, ma non mai una lira, però ci voglio bene la verità, quindi voglio chiamare, mi piace un'ora al mese, va bene. Va bene, allora noi non facciamo nulla tramite il telefono, le mandiamo a casa un nostro agente, lui le spiega tutto faccia a faccia, vede le offerte per iscritto e poi decide quale offerta, perché noi abbiamo anche altre offerte. A me mi serve un recapito sul cellulare. Ma come non ho capito, viene la gente e parla faccia e faccia insieme a me? Sì. Ho capito. Però signor scusate un momento, no aspettate un momento, zia mia Maronna viene con una parte della casa quando mio marito non c'è, che mi sconosce sana sana, non è possibile questa cosa qua, io non posso fare trasì a nessuno quando mio marito non c'è, che sta sempre a fare fatica con camionista. Ma perché signore, lui le spiega tutto faccia a faccia. Ho capito, sì signore, però poi ci ho spiegato voi a mio marito che quella è la gente della telefonica, lei ce l'usa. Come faccio trasì a chi sta a parte della casa? Cioè, a mia Maronna, vi ho detto, quello mi sconocchia. Ma fai nata maniera se vogliamo cambiare questa tariffa, che non posso far trasere a nessuno a parte della casa, ti capito con me? Sempre signore, questa tariffa sempre. Ho capito, la tariffa è per sempre, e che il mio marito te io mi sconocchio, per sempre si faccio trasì a qualcuno, mi sono spiegato. Io voglio fare la tariffa, però non posso far trasì a nessuno a parte della casa, ma fai nata maniera. Un attimo, perché fissiamo un appuntamento quando c'è anche il suo marito. Mio marito fa il camionista, mo per esempio, ora sto Belgio, viene fra una settimana, viene, un tempo in una doccia, poi non vi dico, giustamente... Un attimo. Fa un recapito cellulare di suo marito e parlo io con lui.
Ma non lo potete chiamare, quello sta in Belgio adesso. Sta lavorando, sta in coppo camion. Ma mi dà un cellulare, la chiamo io sul cellulare. Sul cellulare di chi? Di mio marito o mio? Di suo marito perché con te sto parlando adesso. Ho capito, però vi sto dicendo, mio marito fu camionista, sta in coppo camion tutta la giornata. Mette a paura, si mette a parlare al cellulare, manca a me mi chiama. Va bene, quando rientra a casa suo marito? La settimana entrante vennero Belgio, ma giusto proprio quello sta giustamente una notte, signora cara, perché fa certi turni, non vuol dire proprio che lo scurnacchiato non titolare non solo non lo pago, fa certi turni che non vuol dire proprio sto sempre con un pensiero, o tempo che viene a casa fa una doccia, una sammeria e se ne va. Signora, con calma signora. No, abbiate pazienza, scusate perché avete toccato un dente avvelenato, fate del lavoro di mio marito, ci tengo troppo assai, il povero di, mamma mia, hai una tasana, Gesù, un coppanno camion, sto troppo con un pensiero, con tutte queste cose che succedono in mezza vita. Ma lei non può decidere senza suo marito? Come? Io posso decidere, signora Bella, l'unica cosa che non posso decidere, vi ho detto prima, già di pazienza, scatemi capi però, non posso fare entrare a nessuno a casa, perché mio marito mi spezza il coscio, mi sa di quello che camion annanzi alla rete. È geloso? È geloso, sì che è geloso, è normale che è geloso, è più mantene. Ulisse navre che la piezza Marco Antonio non metro e 90. Di meno dare una mano che si mi mette in faccia a parte 3 volte la faccia a me. Va bene, allora quando posso ricontattare io per parlare con suo marito? E vi ho detto, la settimana entrante, quello torna dal Belgio direttamente. Sta giustamente solo una nottata qua. Come si chiama lei? Come si chiama lei? Maurizio. Lei personalmente? Sì, io, Maurizio. Ma suo marito? Va bene, buongiorno allora. Arrivederci. Pronto? Signora Bella, state ancora al telefono? Signora? Signori? Gesù, che elemento parla con me, bella e buono. Ma ci fa sorgere.